Proviamo. Signore, grazie. Eccoci nel tuo cospetto, giunti siamo, Dio d'amore, sii tu solo benedetto da ciascun di noi. Il tuo nome sia esaltato, predicato sia il Vangelo, sia un tuo glorificato, il prezioso e santo agnello. Faccio Dio realizzare che presente il Re dei Re, qui nel mezzo per guidare questo culto solo a te. Oh Signore, nostra rocca, e vogliamo solo adorare, fa che aperta sia ogni bocca, il tuo nome a celebrare. Tu che investi di ogni cuore, o Signor, per il tuo volere, il messaggio tuo d'amore, manda a noi pieni di potere. Da te solo lo aspettiamo, per divin consolator, in te solo noi confidiamo, e tu ciba i nostri cuori. Bene, un altro canto. Come si intitola, Lina? Il titolo è Se la parola da principio. Bene, dopo lo cantiamo per la preghiera. Cantiamo quello di Florio prima e dopo lo cantiamo. Che numero c'era, Florio? 424. E poi cantiamo l'altro e preghiamo. Ora appartengo a Cristo. Gloria al tuo nome. E poi cantiamo l'altro e preghiamo per i bisogni che abbiamo. Grazie, Signore. Grazie, Gesù. Meraviglioso sei, Gesù. Meraviglioso sei, Gesù. Sempre amerà Gesù il peccatore che gli salvò dal mal, dall'errore, la vita viene per me il mio Signore, or sempre suo sarò. Ora appartengo a Cristo, Cristo appartiene a me, non per un anno, un mese, un dì, ma per l'eternità. Vivevo di col buio nel cuore, quando Gesù mi mise splendore, salvezza ed ogni suo bene, alleluia, or sempre suo sarò. Ora appartengo a Cristo, Cristo appartiene a me, non per un anno, un mese, un dì, ma per l'eternità. Felicità, dolcezza divina, sento ora in me, non c'è più rovina, ma c'è l'amore,
la pace non sempre suo sarò. Ora appartengo a Cristo, Cristo appartiene a me, non per un anno, un mese, un dì, ma per l'eternità. Amen. Allora, il 1032, ci alziamo in piedi e vogliamo pregare, vogliamo cercare il Signore. Alleluia, siate sempre gioiosi, non cessate mai di pregare. In ogni cosa rendete grazie al Signore, dice qua, perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. E poi non spegnete lo spirito e non disprezzate le profezie. Un altro verso ci incoraggia, dice: quanto allo zelo non siate pigri, siate ferventi nel Signore, servite il Signore, siate allegri nella speranza, pazienti nella tribolazione e perseveranti nella preghiera. Noi vogliamo continuare a cercare il Signore, continuiamo a pregare per questo bambino Emanuele, continuiamo a pregare per il fratello Enzo che ha di bisogno delle nostre preghiere, preghiamo ancora per Sergio, per i bisogni che abbiamo e anche per noi come Chiesa, che il Signore ci visiti, alleluia, che possiamo avere consapevolezza di quello che il Signore ci ha detto anche domenica, che abbiamo bisogno di quella pienezza dello Spirito di Dio per poter vincere le nostre battaglie. Alleluia, grazie Signore. 1032. Sì. Giuseppe. Un posto per portarlo. Devo trovare. Preghiamo che si muova le cose qua vicino. Più vicino. Il Signore lo sa dove vuole. Amen. Amen. Non parla perché non ha più voce, non mangia, non ha trovare un luogo che ha bisogno di lui, ma che sia un po' per Amen. Preghiamo il Signore a mettere le cose a posto come sempre, con fiducia. Il Signore ci permette di chiedere anche questo. Alleluia. Sei la parola da principio, uno con l'Altissimo. Alleluia. Alleluia. Gloria al tuo nome. Aiutaci a pregarti questa sera. Dacci cuore disposto, Signore. Saggio. Gloria al tuo nome. Gloria al tuo nome. Sei la parola da principio, uno con l'Altissimo. Nella creazione la tua gloria, rivelata in te, Gesù. Che magnifico nome, che magnifico nome, il nome di Gesù mio Re. Che magnifico nome, incomparabile, che magnifico nome, il suo nome. Per averci più vicino, sei sceso in terra qui tra noi. Grazie Padre, perdonati dal tuo amore. Cosa ci dividerà? Che splendido nome
che splendido nome, il nome di Gesù mio Re. Che splendido nome, incomparabile, che splendido nome, il suo nome, splendido nome, il suo nome. La morte ha vinta, il velo è spezzato, la tomba è vuota per sempre. Il cielo proclama la tua gloria, perché sei risorto, mio Gesù. Senza rivali, senza eguali, ora per sempre tu sei Re. Tuo è il regno, tua è la gloria, santo il tuo nome, oh mio Gesù. Che potente nome, che potente nome, il nome di Gesù mio Re. Che potente nome, incomparabile, che potente nome, il suo nome, del nome, il suo nome. Meraviglioso sei, Signore, meraviglioso, meraviglioso, incomparabile, onnipotente Dio, gloria al tuo nome, per averci più vicino, Signore. Noi non potevamo salire in cielo, tu sei sceso sulla terra proprio per averci più vicino, per stare vicino a noi, Signore Gesù. Gloria al tuo nome, per far sì che noi potessimo vivere per l'eternità con te. Gloria al tuo nome, Gesù, gloria al tuo nome, gloria al tuo nome, Signore. Quel desiderio di cielo che avevamo, Signore, lei, Signore, è soddisfatto appieno con la tua presenza, alleluia. Quelle paura della morte l'hai cancellata con la tua vittoria, gloria al tuo nome. Quella gioia di cui avevamo bisogno ce l'hai data nel credere in te, gloria al tuo nome. E la forza di cui abbiamo bisogno ce la dai per lo Spirito tuo Santo ancora stasera, gloria al tuo nome, che magnifico nome. Che magnifico nome, che opera meravigliosa, che persona meravigliosa sei. Signore, gloria al tuo nome. Tu che non ci tratti secondo le nostre iniquità. Signore, tu sei un Dio largo a perdonare. Gloria al tuo nome. Tu rialzi lo stanco, Signore, dai forza a chi è senza forze. Gloria al tuo nome. Gloria al tuo nome. Gloria al tuo nome. Che magnifico nome sei. Che magnifico nome hai, Signore. Alleluia, alleluia, alleluia. Un nome glorioso, glorioso è il tuo nome. Ora da valara scendere, remere calaraiandea. Un nome che ci concede di avere vittoria, di avere abbondanza, di avere coraggio, Padre. Alleluia. Nel nome di Gesù, gloria, gloria al vivente. Ora da valara calaraya shanda. Cosa non ci dà in quel nome, Padre? Cosa non ci dà in quel nome? Alleluia, alleluia. Gloria, gloria, gloria al tuo nome. Gloria al nome tuo. Meraviglioso, meraviglioso, meraviglioso nome, meraviglioso nome. Re di gloria, re di gloria, ti adoriamo, ti adoriamo, ti
adoriamo Gesù, alleluia, 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 vivente, vivente, vivente sei, gloria al tuo nome, tu hai vinto la morte per noi, alleluia, le sfidate le hai vinte Gesù, gloria al tuo nome, non la morte ha preso te, tu hai preso la morte, alleluia, gloria al vivente, alleluia, alleluia. Dio di ogni carne, alleluia. Riempici ancora questa sera, dacci dal cielo, Signore, dacci dal cielo. Ora da balara shanda la rabaia. Ora da bagalara siri galara scendere le vere galara. Dacci dal cielo ancora questa sera, Signore. Perché ne abbiamo di bisogno, Padre, abbiamo bisogno del tuo Santo Spirito, alleluia, alleluia. Oh, reiandere mai vassica la reiandea. Alleluia, alleluia, alleluia. Re di gloria, re di gloria, re di gloria. Ora da balara, scendi di balara reiandea. Grazie, grazie Signore, grazie Signore. Sei meraviglioso Gesù, sei meraviglioso. La tua presenza, ti adoriamo, ti adoriamo, ti adoriamo. Re dei bei ria caiscida la radarabaya. Signore, tutta la gloria va da te, tutto l'onore. Signore Dio, Signore Dio. Grazie Gesù, grazie. Alleluia. Grazie Padre. Gloria al tuo nome. Io ti chiedo, Padre, di benedire, Padre, la nostra Chiesa, Padre. Gloria al tuo nome. Benedire con tu santo. Grazie Dio d'amore. Perché, Padre, abbiamo bisogno Alleluia, alleluia. Fai ritornare tutti coloro che si allontanano. Gloria al tuo nome. Gloria al tuo nome. Gloria a te. Perché hanno bisogno del tuo. Gloria a te, Signore. Perché senza di te, Padre, non siamo nulla. Padre. Grazie, Con te, Padre, abbiamo la pace e la serenità. Grazie, Signore. Benedici, Padre, Gloria al tuo nome. la mia famiglia. Amen, Gesù. Grazie, Signore. Grazie, Signore. Amen, Padre. Sì, Signore. Padre Santo. Padre Santo. Amen, papà. Amen, papà. Amen. Amen. Amen, Padre. Gloria. Gloria al tuo nome. 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 Gloria al tuo nome, Signore. Amen, Padre. Grazie, 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 Signore. Grazie. Amen, Padre, grazie, grazie Padre, grazie Padre Santo, nel nome prezioso di Gesù, grazie Padre, alleluia, 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 gloria al tuo nome,
Grazie per la croce, oh Dio, grazie per il bel che hai pagato al posto mio. Sono due parole diverse. Sono parole diverse. Cantiamone un'altra, dobbiamo modificarla. Peccato perché è un bellissimo canto. Cantiamo un altro. Ai piedi della croce, quello là mi assomiglia, ma è uguale. Amen. Grazie. Preghiamo anche per domenica, non questa prossima, siamo in piazza, ci hanno dato il permesso, grazie a Dio. E il 13 dicembre siamo in teatro, quindi ringraziamo il Signore che ci dà questa opportunità di andare fuori, che il Signore prepari i cuori. Stiamo pregando per Castelfranco, vedremo qualche frutto. Gloria a Dio, perseveranti nella preghiera. Alleluia, alleluia. Che numero è? 987. Alleluia. Gloria al tuo nome, Signore. Ai piedi della croce io starò, richiamando la grandezza del tuo amore. Ti benediciamo, Signore. Prostrandomi ai tuoi piedi adorerò, ricevendo la tua grazia nel mio cuore. Io so che c'è potenza nel tuo sangue, che in quel dì i miei peccati hai perdonato, e io dichiaro Gesù, nome al di sopra di ogni altro nome. Non c'è nessun altro come il mio Signore, morto per me al posto mio, risuscitò, ritornerà, la sua chiesa rapirà, saremo con lui per l'eternità. Gloria al tuo nome. Piedi della croce io starò, contemplando la grandezza del tuo amore, Gesù. Prostrandomi ai tuoi piedi adorerò, ricevendo la tua grazia nel mio cuore. Io so che c'è potenza nel tuo sangue, che in quel dì i miei peccati hai perdonato, ed io dichiaro Gesù, nome al di sopra di ogni altro nome. Non c'è nessun altro come il mio Signore, morto per me al posto mio,
risuscitò, ritornerà, la sua chiesa rapirà, saremo con lui per l'eternità. È morto per me, al posto mio, grazie Gesù, risuscitò, ritornerà, la sua chiesa rapirà, saremo con lui per l'eternità. Signore, grazie, in virtù di quella croce, Signore. Signore, in virtù di quella croce possiamo chiederti tutto ciò che ti onora. Vogliamo pregare per questo bambino, Signore Emanuele. Signore, grazie per quello che già stai facendo, ma c'è ancora qualcosa. C'è ancora qualcosa che tu puoi fare che nessun uomo può fare, guarirlo, Signore. Guarirlo completamente, Signore. Ti preghiamo, Signore. Anche se a volte le tue risposte sono diverse dalle nostre domande, vogliamo avere fiducia che basta ancora una parola per lui, per Sergio, per Enzo, Signore. Basta una parola, perché l'ultima parola è la tua, Signore. E così anche per il fratello di Teresina. Tu sai dove è buono che lui vada, Signore, dove può passare gli ultimi giorni della sua vita accudito, curato e amato, Signore. Noi ti chiediamo che tu muovi il cuore delle persone e che lui possa trovare una locazione dove passare questi ultimi giorni. E intanto noi ti chiediamo di parlare al suo cuore. Anche se lui non parla, tu puoi parlare al cuore suo. Fa che possa ravvedersi, che si ricordi delle parole che gli ha detto Teresina, Signore. Ti preghiamo. Così ti prego anche per Flavio, Signore, che tu stendi la tua mano su di lui. Signore, ti preghiamo. Abbiamo visto tante volte che quando i medici si arrendono, tu puoi ancora tutto, Signore. E così, Signore, così come davvero c'è quella parola di domenica, che possiamo ricercare quella pienezza, perché allora andremo di valore in valore, di vittoria in vittoria. Non c'è nemico più grande di te, non c'è, Signore, potenza più grande della tua, non c'è opera più bella della tua, Signore. Facci consapevoli che siamo al servizio del Re dei Re e del Signore dei Signori. Grazie, grazie, grazie. Nostre famiglie davanti a te, tutte le famiglie della Chiesa, Padre. Grazie. Signore, come stai avendo un occhio di riguardo, continua a farlo. Unisci mariti e mogli, Padre. Ti preghiamo, Dio d'amore, così anche i figli, Signore. Nel nome prezioso di Gesù. Grazie, Padre. Grazie, Signore. Grazie, Padre. Grazie, Signore. Nel nome di Gesù. Grazie, Signore. Amen. Grazie, Signore. Amen, cari. Ci accomodiamo. Alleluia. Vi ricordate? Uno come me. Martedì vi ricordate di cosa abbiamo parlato? Il Signore, l'Eterno, susciterà uno come me. Era riferito a Gesù da parte di Mosè. E quindi stasera andremo avanti queste similitudini fra Mosè, Gesù e noi. Vi ricordate l'ultima tranche che abbiamo fatto martedì? Abbiamo parlato di una cosa particolare, dei bambini. Vi ricordate? Anche Mosè ha avuto dei problemi da bambino, volevano ammazzarlo. Anche Gesù aveva avuto dei problemi da bambino. E abbiamo detto che anche i nostri bambini in questo periodo hanno dei problemi, che c'è necessità di stargli vicino, di accudirli. E così domenica sono arrivati 2 o 3 bambini nella scuola domenicale, giusto per stare in tema. Alleluia. Stasera vedremo altre 2 o 3 cosette che sono interessanti. La similitudine tra Mosè, Gesù e noi, e anche in un altro aspetto, che Mosè da bambino, vi ricordate dove fu allevato? Alla corte di Faraone. E questo ci insegna una cosa, no? Ci insegna, giusto per capire, che Mosè in pratica fu allevato da quelli che poi un giorno sono diventati i suoi nemici. Cioè Mosè è stato allevato dai suoi nemici. Sono le cose che strane che Dio fa, no?
pensano di comandare, poi Dio ti mette, fra virgolette, il liberatore dentro casa dei tuoi nemici. È particolare. In Atti 7:27 c'è una cosa interessante. Qual è la cosa più preziosa che abbiamo fra le mani adesso? La parola. La parola. 7:27. Il 22, scusami, 7:22, perdona. Mosè istruito in tutta la sapienza degli egiziani e divenne potente in parole e opere. E divenne potente in parole e opere. Ebbe un'istruzione, forse il top dell'istruzione che si poteva avere a quel tempo. Ed è interessante quello che dicevo, la cosa più preziosa che abbiamo e più potente che abbiamo è la parola di Dio. Allora, se voi guardate l'Antico Testamento, il primo che ha scritto, o l'unico che ha scritto nel Pentateuco, è stato Mosè. Nessun altro ha lasciato delle cose scritte. Abbiamo le storie di Abramo, di Isacco, ma solo Mosè scrisse. E qualche fratello che così ci ha riflettuto un po', dice, non è che per caso il Dio abbia mandato Mosè lì a imparare a scrivere? Perché poi fu lui che scrisse tante cose. I primi 5 libri della Bibbia li ha scritti Mosè. Non voglio dire che non c'era una scrittura, però non so come gli altri facevano a scrivere. Non è scritto che qualcuno scrivesse nei primi 5 libri, prima dell'Esodo, per dire. È una cosa interessante. Proviamo a vedere in Esodo 17, 14 e 34, 2. Dio scrisse col suo dito i 10 comandamenti, ma poi tutte le altre cose non le scrisse Dio, le scrisse Mosè. È Mosè che mette per iscritto la parola. Esodo 17, 14 e 34, ma il computer mi era fatto impazzire. Scrivi queste cose in un libro. Se non sapeva scrivere non poteva scrivere. E allora Dio scrisse i 10 comandamenti nelle tavole, ma poi tutta la storia, tutte le altre leggi e altro, le scrisse Mosè. E poi in 34, adesso non so che numero è qua, 23 forse, perché il computer mi ha sbavato le ultime parole. 34, 23 forse può essere, di Esodo. No, non è questo, ho sbagliato io, mamma mia, ecco, quando si fanno le cose di corsa, vince e spicchi. Vediamo se lo trovo, vabbè. Anche qua, dove è andato a finire? Vabbè, anche qua c'è scritto, Dio disse a Mosè, scrivi queste cose, no? Il fatto che Mosè scrivesse quelle cose che Dio gli dava. Poi il Signore disse a Mosè, scrivi queste parole. Il verso è 27, aspetta che devo scrivere. Scrivi queste cose. Quindi è interessante, pensate che attraverso la scrittura, questa, ma poi anche tutto il resto, il diavolo si è dato la zappa sui piedi. Perché è la scrittura che ci dà la vittoria sul nemico. E quindi in casa sua, del diavolo, tra virgolette del faraone, Dio ha allenato un suo figlio perché tirasse fuori un'arma invincibile nei confronti poi dell'avversario delle anime nostre. È particolare, no? Si pensa che Dio lo istruì nella scrittura lì in Egitto in quanto è il primo scrittore della parola. Dio scrisse le 10 parole. Mosè scrisse tutto il Pentateuco. Luca 24 c'è scritto, adesso lo devo trovare io perché proprio mi ha sbavato tutte le ultime lettere. Vabbè. Vediamo, Luca 24 lo trovo. Guardate pazienza stasera. 25 a 27. 25 a 27. Luca 24, 25 a 27.
Gesù chiama Mosè i primi 5 libri della Bibbia e poi i profeti. Quindi è interessante, Mosè visse 40 anni in casa di quelli che diventano i suoi nemici, perché poi volevano eliminarlo. E così anche Gesù, pensate, visse 33 anni in casa di quelli che poi diventarono i suoi nemici, perché era ebreo, ma gli ebrei l'hanno proprio rifiutato. Gesù visse 30 anni in casa di quelli che poi diventeranno i suoi nemici, gli ebrei. Matteo 21, 37 a 39 e Giovanni 1, 11. Matteo 21, 37 a 39 è la parabola dei cattivi vignaioli. Quando loro e suo figlio dicevano, avranno rispetto per i miei figli. Ma i vignaioli veduto il figlio dissero tra di loro, costui è l'erede, venite, uccidiamolo e facciamo la nostra la sua eredità. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà il padrone della vigna, che farà quei vignaioli? Essi gli risposero, li farà perire malamente, quei malvagi che affideranno la vigna ad altri vignaioli, i quali gliene renderanno il frutto a suo tempo. Quindi quello che doveva essere un territorio amico è diventato nemico, perché hanno ucciso il figlio del padrone. E anche in Giovanni 1,11 è spiegato meglio: è venuto in casa sua, ma i suoi non l'hanno ricevuto, e quindi l'hanno rifiutato, come per Mosè. E allora voglio dire una cosa interessante, almeno per me. Allora, se Gesù scrisse la legge e imparò a scrivere la legge attraverso il suo stare in Egitto, no? E Gesù la adempì in un terreno difficile, sempre osservato dai suoi nemici. Se voi pensate, Gesù, quando iniziò il ministero, non aveva tutti amici, anzi aveva persone che tenevano d'occhio Gesù, cercavano di vederlo quando sbagliava, cercavano addirittura di farlo sbagliare. Quelli che dovevano essere i loro amici invece sono diventati i suoi nemici. In Giovanni 8,6 mi sembra sia così, e 10,25 di Luca c'è una cosa interessante. E poi facciamo un'applicazione per noi. Per metterlo alla prova, per poterlo accusare, ma Gesù in Apocalisse si deve scrivere. Queste persone che dovevano essere i suoi parenti, i suoi amici, invece dicevano quelle cose per metterlo alla prova, per poterlo accusare. È interessante, in Luca 10,25 anche qua. Sempre per metterlo alla prova. Pensate che non era facile per Gesù. Poco più Anina, perdona Melina, perdona. Non era facile per Gesù vivere in mezzo ai suoi fratelli ed essere sempre pesato, sempre tenuto d'occhio, sperando che sbagliasse. Non vedevano l'ora che lui fosse colto in fallo, no? Era proprio, viveva in un terreno difficile, però grazie a Dio lui ha adempiuto la legge. In Giovanni 8,49. Adesso dobbiamo fare l'applicazione per noi. Ricordi, ho un demonio. 8,49. Non ho un demonio, ma il Padre mio e voi mi disonorate. Quindi voi mi disonorate, no? Sempre. Allora, cosa ci insegna questo Mosè che viene cacciato, tra virgolette, si trova degli avversari che prima lo accoglievano, e anche Gesù, no? Per noi non è diversa la cosa. Gesù ci ha lasciati in questo mondo, lasciati là di fuori. Anche noi viviamo, da quando ci siamo convertiti, in un mondo che è diventato ostile. Pensate che prima di convertirsi andavamo d'accordo, cioè tutti ci accoglievano. Quando ti sei convertito, quando ci siamo convertiti, quelli che c'erano amici, che facevamo i bagordi insieme, che passavamo, sono diventati ostili
per il nostro credo, perché non è che siamo cambiati, che siamo diventati disgraziati, siamo migliorati, ma c'è successo qualcosa che ci ha messo in difficoltà, o loro si sentono in difficoltà con noi. In Giovanni 17,15 la cosa bella è che Gesù ha pregato che il Signore ci preservi da queste situazioni. Non prego che tu mi tolga dal mondo, ma che tu mi preservi dal mondo. Gesù ci ha lasciato quindi nel mondo sapendo che spesso le persone più care si schierano contro di noi per la nostra fede. È particolare questa cosa. Matteo 10, 34 a 39. Guardate, è una realtà. Avere un cristiano in casa a quel tempo era come una disgrazia. Come adesso per i musulmani avere un cristiano in casa è una disgrazia. Forse mi avete già sentito dire questa cosa, ma nella chiesa di Vicenza quella mamma che diceva al suo figlio: ti preferivo drogato piuttosto che credente, dopo che si lo aveva liberato. A volte proprio l'ignoranza chiude le menti delle persone, perché noi non facciamo male a nessuno. E che purtroppo succede chissà cosa, le persone diventano i nostri peggiori nemici. Gesù l'ha detto non ti prego che tu li tolga, ma che tu li preserva. Grazie a Dio, e quindi se succedono abbiamo la consolazione che il Signore ci protegge. Però la realtà è questa, che a volte proprio i più cari nostri amici o parenti sono quelli che ci osteggiano di più. Ma Gesù ce l'ha già detto, quindi leggiamo questo testo in Matteo. Pensate che io sia venuto a mettere pace sulla terra, non sono venuto a mettere pace, ma spada. Fino al 39. Perché sono venuto a mettere l'uomo contro suo padre, la figlia contro sua madre, la nuora contro sua suocera, e i nemici dell'uomo saranno quelli stessi di casa sua. Chi ama padre o madre più di me non è degno di me, e chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la sua croce e non viene dietro di me non è degno di me. Chi avrà trovato la sua vita la perderà, e chi avrà perduto la sua vita per causa mia la troverà. Bueno, vedete, proprio gli affetti più cari sono quelli che ti creano problemi. Non è che lo ha fatto Gesù di proposito, ma seguire Gesù produce tante volte questo. Ed è sconvolgente, perché grazie a Dio noi che sappiamo, Dio ci ha migliorati, non ci ha peggiorati. Eppure c'è una legge spirituale che è così: luce e tenebre non possono andare d'accordo. Guardate, in 1 Pietro 4, 3, 4 c'è un'altra illustrazione. Prima Pietro 4, 3, 4. Fatto contento nascosto e di fare la volontà del Padre, vivendo nelle dissolutezze, nelle passioni, nelle ubriachezze, nelle orge, nelle menzoglie e nelle illecite pratiche immorali. Per questo trovano strano che voi non corriate con loro agli stessi eccessi di dissolutezza e parlano male di voi. Per questo trovano strano che voi non corriate con loro agli stessi eccessi di dissolutezza, no? Prima lo facevamo, poi è cambiata la nostra vita, e invece di apprezzare il miglioramento della nostra vita, parlano male di noi. Quante ne hanno dette a Gesù? Quindi se parlano male di te non prendetele. Ne hanno dette così tante anche a Gesù. E così poi fra un po' vedremo, ne hanno dette tante anche a Mosè, che stava facendo il bene del popolo, eppure non andava mai bene niente. Mosè era il capo espiatorio di tutti i loro guai. E allora ho scritto una cosa qua: quando eravamo loro compagni eravamo accettati. Quando abbiamo cambiato il nostro modo di vivere, abbiamo migliorato, anche la società l'abbiamo migliorata, non siamo più accettati da loro. E sì che non li abbiamo offesi, non li abbiamo traditi, non li abbiamo picchiati,
abbiamo solo migliorato la nostra qualità di vita e loro non ci accettano più, no? E così come fu per Gesù. Quando cominciò a fare quello che doveva fare, quelli che dovevano essere i suoi amici sono diventati i suoi peggiori nemici. E poi c'è un'altra cosa che è interessante, che sia Mosè sia Gesù furono chiamati fuori dall'Egitto e anche noi il Signore ci ha chiamati fuori da quell'Egitto, da quella vecchia natura, no? È interessante. Allora Mosè fu chiamato fuori dall'Egitto da perseguitato, da perdente, cioè dovette scappare. 40 anni di fama sono passati in un momento, è bastato che facesse un errore, certo, ha ucciso un egiziano, non è cosa da poco, però era il figlio della figlia di Faraone, poteva avere, no, è dovuto scappare per paura. Anche Gesù è dovuto scappare, e non tanto lui, ma i suoi genitori avvisati dall'angelo, dalle sgrinfie di Erode, andando in Egitto, poi fu chiamato fuori dall'Egitto, fu ritornato in Giudea. È interessante una cosa che vorrei leggere con voi. Quando il mondo non ci vuole, dobbiamo fare questa riflessione. L'ho sentita qualche anno fa in una predica. Mi ha molto incoraggiato. Sapete, di Mosè, i primi 40 anni, la Bibbia parla di lui con, sono 22 versi. In 22 versi descrive 40 anni. Poi, quando lui si è messo al servizio del Signore, la Bibbia usa 4 libri di tutta la Bibbia per parlare di Mosè. Pensate il valore che dà Dio non tanto alla nostra vecchia natura, ma alla nuova natura, a quello che noi siamo in Cristo. Quello che è passato è niente, non vale più niente. La scrittura ne parla pochissimo, quasi niente di Mosè, del vecchio Mosè, ma parla in maniera molto ampia del nuovo Mosè. E anche di Gesù, pensate, quando è andato in Egitto, quando era bambino, fino a quando non ha iniziato il suo ministero, parla di 2 capitoli nel Vangelo di Luca. Ma poi quando ha iniziato a servire il Padre, ci sono 4 Vangeli che parlano della vita di Gesù in maniera chiara. È fantastico. E quindi quando il mondo non ci vuole più, pensiamo a questo. Mosè, 22 versi del vecchio uomo, 4 libri del nuovo uomo. Gesù, 2 capitoli prima del ministero, 4 Vangeli, quando ha iniziato a servire il Signore. Così per noi il nostro passato deve essere considerato, come dice Paolo in Filippesi, capitolo 4, 7 a 9. Io non so, a volte ho fatto anch'io questo errore, qualche volta ci viene l'idea di farlo anche adesso, no? Parlare con orgoglio di quello che eravamo, ma quello che eravamo non vale proprio niente agli occhi di Dio. Cosa dite, fratelli? Vantarsi di quelle cose, è da vergognarsi di quelle cose. Perché? Perché Dio proprio considera molto di più, anzi in modo esponenziale di più, quello che siamo da quando l'abbiamo incontrato in avanti. Quello che eravamo prima, penso che dovremmo avere la considerazione che ha Paolo. Filippesi 4, 7 a 9. No, 4. Ah, scusa, è il 3, perdonami, il capitolo 3, perdonatemi, è il 3. 3, 7, 9. Ma ciò che per me era un guadagno l'ho considerato come un danno a causa di Cristo. Anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto. Io considero queste cose come tanta spazzatura, al fine di guadagnare Cristo e di essere provato in Lui non con una giustizia mia derivante dalla legge, ma con quella che si ha mediante la fede in Cristo. La giustizia che viene da Dio basata sulla fede. Adesso non so voi sorelle, io parlo da me fratello come fratelli. Qualche volta noi fratelli ci torna in mente quello che facevamo, quello che eravamo, anche parlando con gli amici. Ma quelle cose non è che sia tanto da vantarsi. Dobbiamo imparare a vantarsi di quello che siamo in Cristo, da quando Gesù ci ha salvati. Quella
il valore della vita. Perché prima, anche se eravamo famosi, ricchi o chissà qualche altra capaci nello sport, sono cose che non hanno nessun valore, perché quando siamo in Cristo le cose vecchie sono passate, sono diventate nuove, ed è quello che ha valore agli occhi di Dio. Ricordatevi di questo paragone. 80 anni di Mosè, 20 versetti. 40 anni di Mosè al servizio di Dio. No, 40 anni di sì, 40 anni con il faraone, 40 anni nel deserto e 40 anni di servizio. Quindi 80 anni che valgono ben poco, però 40 anni al servizio di Dio scritti dappertutto. Così per Gesù, l'infanzia di Gesù fino a 30 anni, Gesù si scrive poco, ma quando è iniziato il suo ministero, gloria a Dio, Gesù si sono scritti 4 Evangeli e ancora se ne parla. E così anche noi, fratelli, lasciamo perdere quello che eravamo, cerchiamo le cose che abbiamo davanti, perché sono quelle preziose e importanti e che lasciano un segno nella società. Quindi il Signore ci aiuti, non spaventiamoci di quello che abbiamo lasciato e desideriamo quello che ci viene proposto, perché sarà per l'eternità. Amen. Signore ci aiuti. Sto pensando che anche ognuno di noi sta andando avanti con gli anni, se non guardiamo a quello che ci viene proposto ci avviliamo. E invece il Signore ci mette davanti delle cose fantastiche, bellissime. Posso dirlo così, vediamo se mi viene. Quando eravamo piccolini, andare in bicicletta le prime volte era una conquista. Poi quando diventi vecchio, anziano, fare delle cose che non sei più capace è la stessa conquista. Non dico andare in bicicletta perché non ti dipende, però ci sono delle cose che sono riuscito a farlo. Guarda che bello, gloria a Dio, vero? La vita nostra è una conquista e quando entreremo nel regno dei cieli sarà la più grande vittoria per tutta la nostra vita, gloria a Dio. Bene, volete dire qualcosa voi, fratelli? Ho parlato solo io. È vero, è vero. Se non vuoi rogne, non vivere piamente, insomma, vivi col compromesso, però poi il diavolo ti presenta sempre il conto. Prima o dopo quello arriva, è terribile. Ne sa qualcosa anche Lot, quando ha voluto fare la scelta più facile, più bella, poi ha perso tutto. Meglio stare vicino a sé. Bene, facciamo il terzo punto, cosa dite? Ci proviamo il terzo? Allora, è incoraggiante, il terzo punto è bellissimo, perché succede spesso così, succede spesso anche nella nostra vita. E Mosè, come Gesù e come noi, c'è questa cosa che prima viene respinto, ma poi viene creduto. Se vi ricordate, quando Mosè andò dal faraone la prima volta, se lo leggiamo così ci viene facile, vediamo che non si... Esodo 5, 19, 23, Mosè va dal faraone perché è stato mandato da Dio e si trova tutti contro. Guardate, se qualcuno legge, Esodo 5, dal 19 al 23. Quasi quasi era contro anche a se stesso perché non ne aveva tanta voglia, però il Signore sa incoraggiarlo. Dissero loro, l'Eterno volga il suo sguardo su voi e giudichi, poiché ci avete messi in cattivo odore dinanzi a Faraone e dinanzi ai suoi servitori, e avete loro messo la spada in mano perché ci uccida. Allora Mosè tornò dall'Eterno e disse, Signore, perché hai fatto del male a questo popolo? Perché tu mi hai mandato? Perché da quando sono andato da Faraone per parlargli di tuo nome, egli ha maltrattato questo popolo e tu non hai affatto liberato il tuo popolo. Credo che tutti noi
abbiamo fatto questa esperienza che quando abbiamo preso una posizione con Dio, abbiamo preso un impegno a fare qualcosa, ci troviamo tante persone contro. Eppure quello che stiamo facendo è anche per il bene loro. Magari ci stiamo evangelizzando, stiamo pregando per loro, stiamo incoraggiando a avvicinarsi alla parola. E qui vediamo che Mosè, che è mandato da Dio, non è capito perché lui è andato da Faraone. Faraone non ha mollato la presa e ha aggravato la mano contro il popolo. E il popolo cosa fa? Non capisce, quindi se la prende con Mosè. Sapete, certe nostre prese di posizione, certe nostre scelte che facciamo per Dio, non sempre sono comprese dagli altri. Dico una sciocchezza, no? Quando tu decidi di andare 3-4 volte in chiesa, ti dicono, ma sei tomato? Cosa avete a fare? Cosa vai a fare? Tutte quelle cose così strane, no? Però qui Mosè ci insegna una cosa molto bella, che va da Dio, non risponde alle persone. Cerca il Signore con le sue perplessità. Signore, ma cosa sta succedendo? E allora, quando prendiamo una posizione, quando vogliamo prendere un impegno con il Signore di qualsiasi natura, non troveremo mai persone favorevoli. Però troveremo sempre Dio che saprà darci un buon consiglio e aiutarci. Se Mosè ascoltava gli uomini, sarebbero ancora in Egitto. Se Mosè ascolta Dio, sono venuti fuori dall'Egitto. È interessante, quindi le 10 piaghe mettono in evidenza questo fatto, no? Che anche quando vedono le 10 piaghe, loro hanno sempre qualcosa da dire. Perché quando sono usciti dall'Egitto e c'era il Mar Rosso davanti, la affermazione degli ebrei era: ma non c'erano tombe a sufficienza da farci morire in Egitto? Eppure avevano visto le 10 piaghe, avevano visto il mare, cioè avevano visto tutto quello che era successo. Eppure ancora manca questa fiducia nei confronti di Mosè. Sapete, noi non dobbiamo andare avanti per la fiducia che gli altri ci danno, ma per la voce di Dio che ci porta ad andare avanti. Perché se aspettiamo i pareri degli altri, fratelli, non andiamo da nessuna parte. Ma quando Dio ci mette in cuore qualcosa, sappiamo che è da Lui, anche come Mosè combattiamo a volte perché non siamo sicuri, ma poi Dio ci incoraggia, continuiamo a fare i conti con Lui, perché gli altri sono mutevoli. Guardate, davanti al Mar Rosso si lamentano ancora, magari lo leggiamo questo verso, Esodo 14, il verso 11. Avevano appena visto le 10 piaghe. Coinvolgente. Io lo dico, lo penso, l'ho detto tante volte, io non ho mai visto le 10 piaghe, cioè lontanamente la mia vita cristiana ha visto quello che hanno visto queste persone in pochi giorni. E loro ancora lì a lamentarsi. E con Mosè, cosa ci hai fatto? Ma come? Ti ho tirato fuori dalla schiavitù, cosa ho fatto? Però poi guardate, quando Dio completa l'opera, allora sono tutti contenti. Nel capitolo 15, un attimo più avanti, il verso 1, sono tutti lì che cantano finalmente. Sì, dopo, quando hanno passato il Mar Rosso. E allora questo ci deve incoraggiare, fratelli, a non mollare per il pensiero degli altri. Non molliamo mai l'impegno per quello che dicono gli altri o per i consigli che ci danno gli altri. Dobbiamo seguire il consiglio di Dio perché Dio porta a compimento l'opera. Con gli altri o senza gli altri, Dio la porta a compimento. Chi legge il verso 1 del capitolo 15? Allora Mosè e i figli di Israele cantarono questo cantico al Signore. Io canterò al Signore, perché è sommamente glorioso. Ha precipitato il mare, cavallo, cavaliere. Non è che dobbiamo andare a dire, te l'avevo detto che sarebbe andata così, però se stiamo fermi, poi Dio onorerà quanti lo onorano. Non vinciamo, non vinciamo,
Non vinciamo perché vogliamo far vedere agli altri che siamo bravi. Vinciamo perché Dio ci fa vincere e può essere di incoraggiamento. Poi sappiamo la storia nel deserto ancora a mormorare, però Mosè è stato fedele fino alla fine, quindi Signore ci aiuti. E anche per Gesù fu deriso e rifiutato perfino dai suoi fratelli, da quelli di casa sua. E in Matteo 27, il verso 22. E Giovanni 7,5. 27 e 22. Tutti risposero, sia crocifisso. Sia crocifisso. Questi sono le persone che Gesù ha guarito, che Gesù ha liberato, che Gesù ha sfamato. Sia crocifisso. In Giovanni capitolo 7, anche quelli proprio di casa sua, i suoi fratelli. Sì, Samuele. Cosa che ho notato un po' particolare, che io in quel periodo là, magari il popolo guardava soprattutto, come dici tu, Mosè, invece di Dio, perché era il loro riferimento. Infatti si vede, nonostante c'è Dio, vanno a fare, diciamo, degli idoli di oro, eccetera, eccetera. Una cosa in particolare che mi sembra di notare, non so se l'hai già detto, però non mi sembra, è che le piaghe che Dio ha detto che farò, le ha fatte fare attraverso Mosè, ma attraverso dei segni tipo col bastone, alzando le mani, chiamando, come se il popolo guardasse Mosè che, non dico che avesse quel potere, ma che aveva quell'autorità, Certo. che non Dio ha mandato la grandine o le cavallette, ma Dio attraverso Mosè che ha alzato le mani ha ordinato che arrivassero le cavallette, Certo. l'aveva fatto Mosè, cioè non l'ha fatto Mosè, gli ha dato come il potere Un tramite, sì. tramite Mosè, come a far vedere al popolo, fidatevi di Mosè perché sta facendo attraverso di me quelle cose che può fare. Certo, certo. E nonostante tutto, ancora carne. Ancora non credeva. Ancora perché in carne. altre occasioni Dio ha fatto direttamente, non ha fatto dato il potere di fare qualcosa. Certo, certo. Come nel Mar Rosso Mosè ha messo il bastone dentro Esatto. e si è aperto, però siamo così, fratelli. Dobbiamo prendere l'altra parte. Quando è Dio che ci manda avanti, testa bassa, occhi su Gesù e andiamo avanti. Perché se aspettiamo che gli altri ci diano il loro plauso, aspetteremo, perché una volta ti dicono Osanna, una volta crocifiggilo. Quando hai nel cuore qualcosa da parte del Signore, non è arroganza, ma quando hai la certezza nel cuore, vai avanti perché quella è la strada dritta. E poi il Signore compirà l'opera sua. Giovanni 7, il verso 5. Neppure i suoi fratelli carnali di Gesù credevano in lui. E sì, siamo già in un ministero che lui ha già fatto delle cose, quindi erano senz'altro con la mamma le nozze di Cana e altre cose. Però poi Gesù cosa ha fatto? Si aspettava che tutti lo applaudissero, non avrebbe mai fatto niente. Lui è andato avanti fino alla fine e poi c'è sempre il risultato. Quando come Mosè o come Gesù accettiamo di andare avanti anche se gli altri, non sto dicendo un buon consiglio che magari un fratello sta vedendo che stai sbagliando, ma quando hai la certezza che è da Dio, sai che Dio ti dice la cosa, andiamo avanti perché poi il Signore onorerà quanti lo onorano. Difatti in Galati 1,19 vediamo che Giacomo, il fratello del Signore, si è convertito. Quindi Giacomo è il fratello del Signore, Giuda è il fratello del Signore, quello che ha scritto l'epistola. Quindi la sua famiglia si converte. Si aspettava di avere l'aiuto dei familiari, buonanotte, tutti l'hanno abbandonato, però vedete è arrivato e ha visto il frutto del tormento dell'anima sua. Guardate Atti, capitolo 2, verso 41. Vale la pena tenere duro, fratelli e sorelle. Anche se non vediamo i risultati, Lina, tien duro, mi raccomando, anche se non vedi i risultati,
ma tieni duro perché il Signore onora quanti lo onorano. Teresina, prima dicevi che li avevi tutti contro. Tieni duro. Proprio mi hanno girato le spalle. I parenti di mio marito sono più fatti vedere. Nel periodo che ho. Miei fratelli, mia sorella poi, ce la fanno. Ascolta, Teresina, ti piaceria adesso, fra 120 anni, quando che faremo il tuo funerale, che i parenti del tuo marito che si converta, Maria, appena? La moglie di Beppi? È proprio la vedi con il cuore, che viene proprio, lo abbraccio, lei mi abbraccia proprio, e aspetta che prego. Bene, dai. Vale la pena tenere duro, fratelli e sorelle, vale la pena tenere duro. Atti 2,41, guardate, in un attimo il Signore, quelli che gli erano nemici, ne ha convertiti 3.000. Vai Fabia. Quelli che citavano la sua parola furono battezzati. In quel giorno furono aggiunti a loro circa 3.000 persone. Bellissimo, no? Quello che non vediamo magari in 3 anni di ministero o in 30 anni, in un attimo il Signore te lo fa vedere. Quindi concludo dicendo una cosa: non scoraggiamoci, perché quello che viviamo per noi, quello che viviamo noi, ricordiamoci, la semenza è buona, quello che seminiamo della parola, quello che viviamo della parola, dobbiamo avere questa certezza nel cuore. Ecclesiaste 11:1, poi andiamo a casa. E dobbiamo avere questa certezza nel cuore. Non scoraggiamoci, anche se non vediamo dei frutti, anche se non vediamo, però c'è una promessa da parte di Dio. Amen. Quello che il Signore ci mette davanti, facciamo, andiamo avanti. Anche se nessuno, come dice quel canto, se nessuno viene con me, io pur lo seguirò. Andiamo nelle vie del Signore e il Signore prima o dopo onorerà la promessa che ci ha fatto. Io sto aspettando la mia famiglia, quindi prima o dopo arriverà. Tutti noi stiamo aspettando, cari, e il Signore ci dice di pregare e il Signore ci farà vedere la sua gloria. Ma non posso batterli. Anzi, cose delicate. Se alziamoli in piedi. No, ma intendo anche la mia famiglia, mio fratello e mia sorella, sai Teresina, i miei nipoti. Signore, vogliamo benedirti, vogliamo ringraziarti. Davvero abbiamo degli esempi che ci incoraggiano ad andare avanti. Tenere gli occhi su di te, fare quello che ci chiedi e poi tu farai tutto il resto, Signore. Tutto il resto, quelle cose impossibili agli uomini, continui a farle tu. Dacci questa certezza che lo scoraggiamento non ci fermi, non ci faccia guardare indietro, Signore. Signore, è glorioso quello che sarà davanti a noi e quello che hai messo già davanti a noi. Vogliamo continuare a camminare per questa strada. Grazie, Padre, con tutto il cuore, nel nome prezioso di Gesù. Amen. 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 Signore ci benedica, cari. Bacia sorelle e fratelli.
Perché sono Centro America. Grazie Mario. Dopo iniziamo a stampare Ci sono divertiti. Ci sono divertiti. Grazie Flavio. Grazie hermano. No,